Il punto è che da veneta, secondo me, questa è una enorme sconfitta della politica e provo anche un grande senso di tristezza se penso che quel pezzo di Veneto è anche il luogo dove ci sono le sorgenti del Piave. Sappada si stacca dal Veneto e si porta via anche le sorgenti del fiume sacro alla patria, ma soprattutto ai veneti e ai trevigiani. Sarà questo uno dei risultati del passaggio del territorio più a nord della regione al Friuli, indicato dai cittadini che hanno votato nel referendum di una settimana fa. Un passaggio ancora tutto da confermare, come sottolinea la parlamentare trevigiana. Per il momento è solo un parere positivo sulle coperture finanziarie. Io credo davvero che si debba lavorare perché la soluzione non è il passaggio di questo comune al Friuli o di altri comuni in altre regioni. Il tema vero è chiedersi se Sappada chiederebbe di passare al Friuli se il Veneto fosse autonomo. Ed è questa la vera sfida che attende la regione nei prossimi mesi, secondo la parlamentare, che rammenta al governatore Zaia come la via dell'autonomia per un Veneto a statuto speciale esista già da tempo. Ci si può arrivare perché la Costituzione lo consente dal 2001 e perché dal 1 gennaio del 2014, e qui nessuno se lo vuole ricordare, c'è una norma approvata grazie a un mio emendamento, la quale favorisce e accelera i percorsi di autonomia differenziata come questo. In 60 giorni si può arrivare ad un tavolo di trattative tra Venezia e Roma, sottolinea l'onorevole Rubinato, basta solo la volontà, la stessa che pare manchi, commenta amaramente il parlamentare del PD, a tutta la politica veneta anche in tema di referendum sull'autonomia. Se dal 2001 questo negoziato col governo era possibile, non è partito. Non è che forse serve che il popolo batta un colpo forte di volontà politica attraverso un referendum.